Buongiorno a tutti, ben ritrovati e buon sabato. C'è stata un'esplosione questa notte a Feltre, una fuga di gas e un'esplosione che ha sventrato una palazzina. Vediamo il titolo del Gazzettino. Esplode un complesso residenziale, un ferito, 12 appartamenti danneggiati, 22 persone evacuate. Sentiamo il servizio di Nicola Zanetti. La palazzina sventrata a terra tra pezzi di muro, calcinacci e mobili, quello che resta della facciata di una palazzina. Davanti ai vigili del fuoco lo scenario drammatico di via Leandro Fusaro a Farra di Feltre, dopo il boato che nella notte non ha soltanto svegliato un'intera frazione, ma ha rischiato di provocare una strage. Il bilancio per ora è di un ferito gravissimo, 22 persone evacuate e 12 appartamenti danneggiati irrimediabilmente. Tra mezzanotte e l'una il complesso residenziale improvvisamente esplode. Secondo i primi accertamenti sarebbe stata una fuga di gas in uno degli appartamenti a saturare l'area, creando i presupposti per lo scoppio violentissimo. I vigili del fuoco, arrivati subito dal locale di staccamento con personale permanente e volontario e successivamente da Belluno con l'autoscala, hanno evacuato alcune persone ancora all'interno degli alloggi e sotto shock. Il 47enne che si trovava nell'appartamento al primo piano dove si è generata l'esplosione è stato stabilizzato e portato in ospedale dal personale sanitario del SUEM. Ha subito numerose gravissime ustioni e è stato successivamente trasportato con l'elisoccorso al centro grandi ustionati di Verona. I condomini evacuati sono stati trasportati con un bus dei vigili del fuoco presso una struttura alberghiera messa a disposizione dal comune, mentre altri sono ospitati da parenti. Pesantissimi danni all'ala della struttura residenziale, con crollo dei muri di tamponamento sia interno che esterno, che hanno riguardato anche la copertura del tetto. Nella notte le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei beni di prima necessità. Sul posto anche i tecnici della rete gas ed elettrica che hanno interdetto la fornitura. Le indagini su quanto accaduto sono appena iniziate, ma il primo pensiero va al 47enne ferito e a chi, per un tempo ora indefinito, dovrà vivere lontano dalla propria casa dopo l'esplosione che nessuno a Farra riuscirà a dimenticare facilmente. E sul posto anche il sindaco di Feltre Viviana Fusaro e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Bona. Li abbiamo raggiunti telefonicamente poco fa, sentiamo cosa hanno detto. Guardi, è veramente una cosa gravissima. È grave per la persona, grave per la struttura, grave per la persona, ma fortunatamente insomma poteva essere molto molto più grave vista la situazione. È vero, siamo, diciamo, almeno i nostri cittadini, la maggior parte sono stati fortunati, guardi, perché poteva essere una devastazione peggiore di quella che è. C'erano 22 persone all'interno, quelli che non hanno trovato sistemazione, che erano da via, li abbiamo portati all'Hotel Casagrande, li abbiamo sistemati ancora stanotte, e c'è una persona che purtroppo è stata ricoverata in ospedale. Poteva essere una cosa molto, molto pesante perché l'esplosione è stata fortissima. Danno una struttura importante, c'è praticamente espulsa l'intera parete dell'appartamento, per fortuna ha retto il telaio in calcestruzzo, ha retto, però sono quasi 12 appartamenti che sono inagibili, insomma. Adesso divento tutti i serramenti, l'ascensore, le cose, è stato un danno importante, insomma, alla struttura. Adesso ci hanno ordinato a noi di transennare l'intera area e viene tutta delimitata e viene transennata. E poi bisogna fare le verifiche sull'agibilità e poi soprattutto attendere l'esito dell'indagine che ci sarà dalla magistratura quando libereranno lo stabile. Andiamo a Mestre per una storia di degrado. È stato trovato cadavere, pare sia morto da diversi giorni, un homeless, un senza fissa dimora che però aveva trovato un alloggio popolare nel quartiere Pertini, dove da tempo c'è degrado, dove c'è stato il problema dell'occupazione delle case. Andiamo subito da Ilaria Marchiori.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui con alcuni cittadini tra i più attivi del quartiere Pertini. Proprio ieri c'è stato il ritrovamento di questo cadavere di un 35enne, ancora da capire se le cause sono naturali oppure se si sia trattato di un'overdose. Questo ovviamente lo stabilirà l'autopsia e poi anche in base a quello che rivelerà sarà differente, perché a quel punto, come spesso accade quando ci sono queste morti per overdose, si procederà a carico di ignoti o comunque a cercare gli eventuali spacciatori. Sembra che questo ragazzo fosse stato ospitato da una persona che risiede qui e che dà rifugio ogni tanto a varie altre persone. Giusto, qui insieme a me c'è Giorgio Rocelli, il portavoce del comitato del quartiere Pertini, che può confermare questa versione. Sì, confermo, in effetti era abituato a entrare sulle case questo ragazzo e soprattutto veniva ospitato da un signore che si chiama Davide e che lo ospitava, diciamo, e anche in condizioni disperate, perché questo è un dramma della solitudine, è il dramma della droga, è il dramma delle persone che sono invisibili, sono gente che insomma non è che praticano la cittadinanza, praticano il quartiere, praticano i ragazzi, diciamo, no, suoi coetanei. Sono gente un po' così sbandata e che non riusciamo a dargli la giusta direttiva, ci proviamo, però non riusciamo, ecco, a fare squadra. Ecco, infatti non sempre è facile, nonostante si stia facendo tanto per questo quartiere, si è fatto tanto anche per rivitalizzarlo, riqualificarlo, ancora ci si trova di fronte a queste situazioni. Lo sa bene anche qui la signora Betti, che è una volontaria e spesso si trova anche lei a dover far fronte a queste situazioni di disagio. Sì, sicuramente c'è un'attenzione molto forte di questo quartiere nei confronti delle criticità sociali. Io collaboro con gli amici del centro civico, ma anche con la realtà della San Vincenzo de Pauli e della parrocchia del Corpus Domini. Entrambe le due attività sono attive. Parliamo di povertà non soltanto sociale e relazionale, ma anche economica, che si esprime non soltanto in una povertà classica, ma anche di persone che oggi acquistano a cifre ridicole, 0 centesimi un vestito, proprio perché la povertà oggi deve essere letta in maniera completamente diversa. Questo è un messaggio che dovrebbe arrivare all'amministrazione, alle varie associazioni, proprio per intervenire ed evitare che possano accadere ancora episodi del genere, anche attraverso una rete sociale più attiva, perché sappiamo appunto che ci sono stati anche vari tagli e quindi sarebbe il caso, come dicono spesso molti anche dei cittadini, di ripristinarla e rinforzarla, per così dire. Qui da me del quartiere Pertini è tutto, ringrazio i residenti e i cittadini e restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori e ai suoi ospiti. Restiamo a Mestre, vediamo cosa è successo in una sede di Fratelli d'Italia. C'è stato un assalto, vetrine spaccate e scritte assassini. Il senatore Raffaele Speranzon ha commentato atto gravissimo contro la democrazia. Abbiamo parlato della fuga di gas e dell'appartamento sventrato a Feltre. C'è stato un rogo in un'abitazione di Refrontolo poco prima delle 7:30 di questa mattina. Un 75enne è rimasto ferito a causa dell'incendio della termocoperta, poi propagatosi all'abitazione è stato salvato dai vigili del fuoco. È rimasto ferito un pompiere che, libero dal servizio, ha prestato il primo soccorso. Il vigile del fuoco, residente nei pressi della zona dove si è sviluppato l'incendio, è entrato nell'abitazione rurale poco prima dell'arrivo della squadra di Conegliano, ma cercando di raggiungere l'anziano purtroppo è precipitato al piano inferiore per lo sfondamento del solaio di Arelle. Il pompiere caduto, seppur ferito, è riuscito a venire fuori dalla casa autonomamente. Andiamo avanti con la cronaca. Ennesimo episodio di violenza a Conegliano. Un 32enne nigeriano ha creato scompiglio in un bar e all'arrivo dei poliziotti ne ha feriti 2.
cercando di prendere la loro pistola. L'uomo arrestato, ma è già libero, è disposto l'obbligo di firma. Il sindacato di polizia indignato dice è inaccettabile. Vediamo il servizio di Daniela Sizzia. Non ha voluto sentire ragioni lo straniero che stava molestando gli avventori di un bar, tanto che il titolare ha dovuto chiamare le forze dell'ordine. Giunti sul posto, i poliziotti hanno tentato di calmare il giovane, che ha subito reagito aggredendoli e tentando di sfilargli pistole sfollagente. Fortunatamente il 32enne non è riuscito nel suo intento grazie all'intervento di un altro equipaggio delle volanti e di una radiomobile dei carabinieri. Questa mattina, processo per direttissima, l'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, senza fissa dimora, avrà solo l'obbligo di firma. Seconda aggressione, questa a distanza di pochi giorni, situazione gravissima, denuncia il sindacato di polizia COISP. Chiediamo che cambino un po' le leggi intanto, perché non può essere che queste persone hanno la libertà di aggredire il personale e oltretutto di cercare di sfilargli l'arma. Ricordiamoci che l'arma, una volta che sta in mano a persone sbagliate, può essere utilizzata per fini assurdi, possono uccidere altre persone, quindi bisogna aumentare le pene. È sempre più evidente che le vigenti normative garantiscono a questi soggetti di continuare a comportarsi in modo aggressivo, lesivo e pericoloso, non solo per gli appartenenti alle forze dell'ordine, ma soprattutto per la collettività su cui di conseguenza si ripercuote. L'aggressione continua agli appartenenti alle forze dell'ordine e cercare di rubargli le armi deve essere un monito non solo per il legislatore, termina Berardino Cordone, segretario provinciale del COISP, ma soprattutto per chi dovrebbe tutelare i servitori dello Stato. A tutto questo si aggiunge anche la cronica carenza di personale. Siamo arrivati alle condizioni che a malapena si riesce a formare una volante a Conegliano e qua i reati predatori sono in continuo aumento, a Treviso pure stiamo allo stesso livello, quindi l'unica cosa è far aumentare l'organico. Oltretutto fra non poco con i pensionamenti scenderà ancora di più il personale, come facciamo a difendere il cittadino, come facciamo a controllare il territorio? È una bufera a Treviso per via dei tamponi falsi al Centro Salute e Cultura di Treviso. Vediamo la prima pagina della Tribuna. Sono 65 gli indagati, tra loro anche l'ex prefetta Maria Augusta Marrosu, rappresentante del governo, sotto inchiesta per falso ideologico. Anche lei avrebbe usufruito del Green Pass senza requisiti, però va detto anche che l'ex prefetta sentita oggi ha smentito qualsiasi, si è detta completamente estranea a questa vicenda. Azienda agricola nel mirino dei ladri, sono state rubate quasi 2000 piantine di vite glera. Il titolare di 91 anni ha detto: a questo punto mi è passata la voglia di lavorare, lo credo, ha ragione. Vediamo. Ladri in azione la notte del venerdì santo nell'azienda agricola Martignago a Montebelluna. Forse più persone, intorno alle 4, si sono introdotte nel terreno di via Castagnola sportando quasi 2000 piantine di vite tipologia glera. Bilancio ancora provvisorio, ci racconta il titolare, il signor Mario, 91 anni. Depressivo con raccontarle, preso un poca città. Il furto è stato scoperto solo pochi giorni fa dal figlio del titolare. E da manca qui, ma subito... Dopo vado in testa, da qua, cosa va che provo, ormai sono abituato a tutto. Mario Martignago ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che ora stanno indagando per risalire i responsabili del furto delle piantine dal valore complessivo di circa 8.000 euro. Questo costa 3,10 più IVA e il 10% è 31, costa 3,41 l'IVA. E dopo manodopera che no. Negli ultimi tempi in zona sono stati almeno 5 i colpi messi a segno con i ladri che si introducono nelle aziende portando via piante di vite causando danni economici significativi. Ormai a bilancio, insieme alle spese extra che ogni anno si mettono in preventivo per guasti ai macchinari o altri imprevisti, spiega il titolare, andranno aggiunti anche i costi legati ai furti subiti. Colpi che si moltiplicano perché, sottolineano i Martignago, quest'anno la domanda è alta mentre l'offerta a causa delle condizioni meteo scarseggia. Ma per questa impresa agricola, quella di venerdì scorso è solo l'ennesimo furto subito e il signor Mario, nonostante la sua forza d'animo, si lascia andare ad un momento di sconforto. L'anno scorso me ne ruba 30, voi mesi ne ruba 25 dei stessi. 4-5 anni fa me ne ruba 50 del Montello. Ti passa voglia di lavorare, in poche parole. Sì, e gli anziani sempre nel mirino dei truffatori.
sono state sventate 2 truffe dai carabinieri e 3 persone sono state arrestate. Vediamo. 2 distinti episodi di truffa ai danni degli anziani sono state sventate dai carabinieri in provincia di Padova. 3 le persone arrestate nel doppio intervento. Il primo a Sarmelò di Rubano lo scorso 12 aprile. Una donna ottantenne ha ricevuto la telefonata di un presunto avvocato che chiedeva ben 12.400 euro per risolvere un incidente in cui era coinvolto il figlio della donna. La signora però ha capito che si trattava di una truffa e mentre era al telefono con il malvivente ha chiesto al figlio che era in casa di contattare i carabinieri. La signora è stata molto sveglia perché ha capito subito e quindi nel momento in cui sono intervenuti i carabinieri il soggetto aveva appena fatto ingresso all'abitazione ed è stato bloccato. L'uomo, un 28enne di origine napoletana, è stato subito arrestato. Sempre martedì, ma a Stanghella, un altro tentativo di truffa. Una 28enne ha cercato di farsi dare da un pensionato 71enne 650 euro, sempre per sbrigare una pratica di un incidente. La truffatrice, coadiuvata da un complice, ha anche nominato un carabiniere della stazione di Boara Pisani. Il pensionato ha quindi concordato lo scambio di denaro con la truffatrice, ma contestualmente ha informato i carabinieri, scoprendo che quel nominativo non esisteva. È stato predisposto un servizio di osservazione e al momento dello scambio di denaro, insieme con i colleghi della stazione di Boara Pisani, personale del nucleo operativo radiomobile in abito civile e poi col supporto di una squadra della compagnia di intervento operativo di Mestre in divisa, hanno materialmente bloccato gli interessati e tratti in arresto nella fragranza del reato di truffa. I militari dell'Arma hanno organizzato più di 120 incontri nel territorio padovano da settembre 2022 per sensibilizzare sulle varie truffe che i malviventi mettono in atto per rubare soldi soprattutto alle categorie più fragili della società. Noi spieghiamo quello che succede, raccontiamo quali sono i fenomeni delittuosi più diffusi in modo che da informare la popolazione, in modo che ognuno possa difendersi, possa imparare a difendersi e possa metterci in condizioni poi magari avvisandoci quando si vivono determinate situazioni di poter difendere in modo più agevole e più immediato chi è esposto a un rischio. Vice Francesco Rattay, andiamo subito in diretta a Longarone perché oggi arriva il ministro della protezione civile Musumeci, andrà in visita al Vajont, ma c'è un'importante fiera a Longarone. Vedo Lucio Zanato con il sindaco di Longarone Roberto Padrina. A te la linea, Lucio. Grazie direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo qui all'interno della fiera di Longarone dove c'è caccia, pesca e natura, però sono con il presidente della regione, della provincia di Belluno e sindaco di Longarone Roberto Padrini. Allora il ministro è venuto in visita, si è soffermato prima al Sacrario e poi sulla diga del Vajont. Qual è l'emozione, che cosa ha detto? Ma devo dire che l'ho visto anche commosso perché la prima volta che veniva in visita ai luoghi della memoria del Vajont è stato, penso, molto forte l'emozione che lui ha vissuto, soprattutto tornando indietro con gli anni, perché lui il 9 ottobre del 63 aveva 8 anni, il suo ricordo era ancora molto vivo. Quindi io lo ringrazio perché questo è stato un gesto comunque di vicinanza e di attenzione che il governo dà per non ricordare. Poi abbiamo incontrato il mondo della protezione civile e anche questo è stato un segno importante di ringraziamento ai volontari, quindi una presenza che ovviamente rende onore alla comunità di Longarone e alle comunità del Vajont. Grazie sindaco e presidente. Nicoletta, vieni con me che allora cerchiamo di sentire subito invece l'assessore Cristiano Corazzari, perché lui è di casa oggi. Qui si parla di caccia, pesca e natura. Oggi in un convegno molto importante si è detto ad esempio che il lupo si può gestire e qui ad esempio sulle Dolomiti Bellunesi viene gestito. Sicuramente la presenza del lupo in Veneto è una presenza problematica, importante. Abbiamo censiti una decina di branchi, 14 branchi, ogni branco con almeno una decina di esemplari, quindi consideriamo una popolazione intorno ai 140-150 lupi nella nostra regione. Ogni anno
noi eroghiamo risorse in termini di risarcimenti per danni da fauna selvatica di grandi carnivori per oltre 320.000 euro, questo è un dato del 2022, e chiaramente è una presenza che è questa del lupo che va gestita, ma con la possibilità di gestirla attraverso delle norme efficaci, perché oggi siamo in attesa di un piano di gestione nazionale del lupo che ci permetta di intervenire in modo più forte, soprattutto laddove vi sono degli esemplari che si avvicinano all'uomo, che diventano confidenti e rispetto ai quali occorre poter assumere con grande velocità dei provvedimenti di rimozione di questi animali. Oggi non è possibile, noi abbiamo svolto tutta una serie di attività che sono consentite, come quelle del monitoraggio attraverso radiocolare dei capibranco per individuare gli spostamenti dei lupi, avvisando i proprietari, gli allevatori delle malghe quando il branco si avvicina, la possibilità di realizzare delle recinzioni che finanziamo, la possibilità anche con il progetto Malghen di arrivare ad una convivenza tra la presenza stabile del lupo e quella degli allevamenti, ma questo è sicuramente molto complesso, molto difficile, non è una mancanza di volontà, ma occorrono regole per poter evitare quelle che sono poi anche tragedie che abbiamo visto in questi giorni. Quindi quello che le istituzioni chiedono è la possibilità di dare futuro ai nostri allevatori per far sì che la nostra montagna continui ad essere vissuta, continui ad esserci l'allevamento, la presenza di chi gestisce e cura la nostra montagna. D'altra parte la volontà di gestire in modo più efficace il lupo con delle norme, con delle regole che ci permettano di intervenire dove ci sono i casi problematici. Grazie Assessore. Direttore, ti tengo ancora un attimo in linea perché adesso mi avvicino invece all'Assessore della Protezione Civile, Diego Bottaceni. Assessore, intanto buongiorno, siamo in diretta con il nostro direttore. Cosa gli ha raccontato il Ministro in termini del futuro della Protezione Civile e della Protezione Civile del Veneto? Ha speso parole di stima nei confronti del sistema della protezione civile, lo ha detto ai volontari perché erano presenti delegazioni di volontari da tutto il Veneto e questo mi ha fatto particolarmente piacere. Ha sottolineato il fatto che il sistema del Veneto, ma lo aveva detto anche il Presidente della Repubblica, è un riferimento a livello nazionale, che comunque il Dipartimento della Protezione Civile e lui sono a disposizione per migliorare ancora il nostro sistema e ha invitato un po' tutti a cercare di dargli una mano a livellare il sistema, perché alcune regioni sono un'eccellenza come la nostra, ma alcune hanno bisogno di fare ulteriori passi avanti. Ovviamente noi siamo a disposizione e quindi credo che insomma questo faccia ben sperare per il futuro. Sono stato contento del fatto che abbia potuto conoscere, sia pure una delegazione, dei nostri volontari della Protezione Civile, perché sono, come li ha chiamati lui, un esercito, e io ho aggiunto di pace, che sono fondamentali per dare una mano a chi ne ha bisogno. Grazie Assessore, il Ministro in questo momento è in riunione, se non hai domande direttore io restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Lucio Zanatto, all'Assessore Bottacina, al Sindaco Padrina, all'Assessore Cristiano Corazzari, che tra le molte deleghe è Assessore alla Cultura ma anche la caccia e la pesca, ha parlato dei lupi, e andiamo a vedere cosa succede a proposito di animali selvatici sui Colli Iberici, dove c'è un'emergenza cinghiali. Sentiamo. SOS cinghiali sui Colli Iberici, un allarme che arriva dagli agricoltori e dagli amministratori del territorio che fanno i conti con i danni provocati dalle continue razzie degli animali selvatici. È un grandissimo problema quello dei cinghiali sui Colli Iberici, con una popolazione che sta crescendo in maniera esponenziale, siamo sull'ordine di più di 1500 capi censiti. Non solo il proliferare dei cinghiali mette in difficoltà le colture, ma c'è preoccupazione per l'impatto che hanno sull'ecosistema e relativo ai rischi idrogeologici. Grandi criticità le stanno proprio sollevando tutti quei movimenti di terra che i cinghiali per cercare cibo fanno sui prati, nei boschi, e lì si innescano frane e una criticità idrogeologica che emerge quotidianamente, vorrei dire. Conseguenze pesanti sulle coltivazioni devastate, lamentano gli agricoltori, e il rischio è quello dell'abbandono del territorio, soprattutto in zona collinare. Un problema che al momento viene arginato con diversi metodi di cattura. Con la Polizia Provinciale, soprattutto con la Regione del Veneto, è stato messo in piedi un piano di eradicazione che permette a chi è autorizzato di cacciare il cinghiale, di comunque contenere la presenza.
Abbiamo provato con le altane, stiamo lavorando con recinti di cattura che sembra diano dei buoni risultati. Un documento riguardo all'orso JJ4 che ha ucciso Andrea Papi, un documento importante che è quello dei genitori della vittima. Vediamo un'esclusiva del programma La vita in diretta dal TG1. Sentiamo. Sono contro l'abbattimento anch'io, però anche loro si mettono una mano sulla coscienza. Perché se succedesse a uno dei suoi figli non so cosa farebbero. Io voglio giustizia e basta per mio figlio. E la tutela anche di tutta la valle e di tutti gli abitanti che ci sono qua. Giustizia, dignità e ricordarlo com'era, perché un ragazzo non può morire in queste condizioni. Era solo un ragazzo che andava a correre, nient'altro. Andrea Papi ucciso dall'orso JJ4 a cui si sta dando la caccia, anche se il TAR si è espresso sfavorevolmente rispetto alla decisione del presidente della provincia di Trento Fugatti di fare ricorrere all'abbattimento. Sharon Di Carlo è andata a Bassano del Grappa a sentire in particolare se i veneti sono d'accordo nella proposta di trasferire dalla provincia di Trento al Veneto un certo numero di plantigradi. Vediamo. Il WWF chiede al Veneto di accogliere alcuni orsi del Trentino. Lei che cosa ne pensa? Orsi in altopiano, sì o no? Abbiamo sbagliato dall'inizio a non curarli prima. No, in altopiano no, gli orsi e vanno controllati ovviamente, no? Lei è d'accordo per gli orsi in altopiano? Direi proprio di no. Come mai? C'è una situazione di mantenimento della situazione che non credo sia ancora nessuno in grado di gestire. Gli orsi devono stare nei posti dove non possono creare quei problemi che abbiamo visti. Quindi no agli orsi in altopiano? No, abbiamo già i lupi che sono già sufficienti. Fa parte della natura, ci sono sempre state, quindi bisogna rispettarle. Lei che cosa ne pensa, signora? Gli orsi in altopiano, sì o no? Ma sì. Come mai? Amo gli animali, quindi in genere va bene così. E non avrebbe paura per l'uomo? Ma se si va a rispettare l'ambiente dell'animale, penso che andremo bene tutte e due, sia gli animali che le persone. L'orso non è un problema, è quando ci sono 100 orsi in 100 metri quadrati. E lei vivendo in Trentino ne sa qualcosa? Ci sono passati anche vicino a casa, loro non fanno nulla, però ormai diventa molto probabile incontrare un orso anche se non ti fa nulla, quindi io mi spavento, lui si spaventa, lui è più grosso. Quindi ci fa gli auguri? Esatto, ve li faccio veramente di cuore. Vorrebbe quindi lei gli orsi in altopiano, che cosa ne pensa? No, perché ho sentito ieri anche il sindaco di Asiago, hanno già problemi con i lupi, teniamo anche gli orsi, Trentino hai voluto gli orsi, gestiscili. In regia questa mattina Italo Morao con Alberto Pivetta. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo con notizie da tutte le nostre province. Nuovo in diretta con Focus TG. Andiamo a Padova dove ci sono grossi problemi per la linea tranviaria SIR 3, secondo l'autorità dell'anticorruzione ci sarebbe stata una gara per l'appalto illegittima. Vediamo di cosa si tratta e poi ci collegheremo con Valentina Visentini in diretta. Vediamo. I lavori sono appena partiti con l'inaugurazione giusto un paio di settimane fa del cantiere del capolinea di Volta Barozzo che sulla linea del tram SIR 3 che collegherà il quartiere di Padova con la stazione piomba come un macigno la decisione dell'ANAC che boccia la gara d'appalto per i lavori della seconda linea. Secondo l'autorità nazionale anticorruzione la gara d'appalto integrato per la realizzazione della nuova linea tranviaria di Padova non è conforme alla legge in quanto una delle società che fa parte del raggruppamento che si è aggiudicato i cantieri non avrebbe i requisiti previsti per l'iscrizione al casellario dell'ANAC. La notizia non fermerà i lavori, assicurano da Palazzo Moroni, ma l'associazione Norotaia, da sempre contraria alla realizzazione del tram, chiede spiegazioni. Quello che possiamo dire è che probabilmente si sta aprendo un fronte di legalità a questo punto, perché questo è stato presentato ancora 1 anno e mezzo fa dall'allora deputato Rafael Raduzzi,
e con cui abbiamo collaborato diversi anni su materiale che avevamo entrambi a disposizione. Però ricordiamo che dietro all'esposto che è stato fatto all'ANAC ce ne sono altri di esposti, quindi potrebbe partire tutta una serie di cose. Quello che noi ci domandiamo soprattutto cosa accadrà adesso, più che dire va tutto bene, continueremo e via dicendo, perché la cosa è molto preoccupante. In una nota ufficiale il Comune e APS parlano di verifiche sempre attente. APS, che è stazione appaltante, procederà alla disamina delle considerazioni espresse dall'autorità e fornirà le valutazioni di competenza, ribadendo sin d'ora fermamente la piena legittimità dei propri atti. La gara d'appalto era stata assegnata nel marzo del 2022. Bene, andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin per un aggiornamento. A te la linea, Valentina. Buongiorno da Palazzo Moroni. Dopo che ieri l'ANAC ha dichiarato illegittima la gara d'appalto per i lavori della linea SIR 3, la linea del tram che collegherà Volta Barozzo alla stazione di Padova, il Comune ha detto che i lavori, i cantieri non si fermeranno. Quali sono le ultime novità? Ce lo dicono oggi l'assessore alla mobilità Andrea Ragona. Ma noi andiamo avanti con i lavori in serenità, in quanto la comunicazione che ci è arrivata da ANAC in realtà non parla nemmeno della gara ma dell'aggiudicazione, e non si tratta di una sentenza, si tratta di una comunicazione che ci vengono fatti alcuni rilievi, ma non blocca nulla. Quindi noi, nella piena collaborazione con l'autorità, con l'ANAC, che è un'autorità molto importante nel nostro paese, per cui noi abbiamo già collaborato con loro e continueremo a collaborare, forniremo i nostri rilievi, ma convinti di essere stati nel giusto nella gestione del denaro pubblico. Noi abbiamo del denaro pubblico, dobbiamo spenderlo nel miglior modo possibile e fino adesso siamo convinti di averlo fatto nel miglior modo possibile, e questo è quello che noi comunicheremo ad ANAC. Giuseppe Farina, amministratore delegato di APS Holding, che è la stazione appaltante che quindi ha seguito la gara. Voi avete sempre detto siamo nel giusto, anzi avevamo anche fatto noi in passato delle segnalazioni. Sì, l'interlocuzione con ANAC è ancora aperta, come giustamente ricordava l'assessore. Nei prossimi giorni, nei prossimi 30 giorni, avremo modo di prendere ulteriore posizione rispetto ai rilievi che ci sono stati riformulati da ultimo in questo provvedimento. L'interlocuzione comunque è aperta da tempo, abbiamo già avuto modo di spiegare la regolarità della procedura ancora a far data da luglio dell'anno scorso, e siamo oltremodo fermamente convinti della legittimità degli atti assunti, oltre che del fatto che l'opera può proseguire regolarmente, perché nessun rilievo di legittimità è da noi ravvisato. Quindi noi andiamo avanti sia sul piano dell'esecuzione dell'opera sia anche sul piano dell'interlocuzione, come diceva anche giustamente l'assessore, sempre nel pieno rispetto alle prerogative istituzionali, nel pieno rispetto anche del dovere di collaborazione istituzionale, di leale cooperazione tra enti. Allora ringraziamo l'assessore Ragona e l'amministratore delegato Farina. Da Palazzo Moroni è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina e ai suoi ospiti. Venezia, nel veneziano a Tessera, perché si complica la situazione del Bosco dello Sport, che comprende anche un nuovo stadio di calcio. L'Europa ha storto il naso quando sono stati chiesti fondi del PNRR, ma è anche arrivata la doccia fredda di Matteo Salvini, che ha parlato di una scelta bizzarra. Sentiamo. I fondi europei vengono assegnati con dei principi molto rigidi. Uno di questi principi è il non consumo di suolo e il non creare danni permanenti all'ambiente. Nel caso di Venezia, questi due principi verrebbero completamente stravolti. I fondi europei per costruire il Bosco dello Sport di Tessera sembrano allontanarsi sempre di più da Venezia. Che Italia Nostra sostenga che i soldi del PNRR non si possano spendere per costruire uno stadio e un palazzetto è noto. Meno noto forse è che si tratta sostanzialmente della stessa posizione espressa anche da Matteo Salvini. In un'intervista al Gazzettino, il vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale del partito, che esprime il vice sindaco e due assessori comunali della giunta Brugnaro, si domanda come
come nascano questi dossier. Se ti danno dei soldi per la sostenibilità, l'innovazione e la riduzione delle emissioni, ma tu li usi per uno stadio, dice Salvini, evidentemente fai una scelta quantomeno bizzarra. Oltre ad un ricorso al TAR, la sezione veneziana di Italia Nostra, col supporto della direzione nazionale, ha attivato un intenso dialogo con la Commissione europea attraverso un fitto scambio di documenti. Tiziana Penzo fa parte del direttivo di Italia Nostra Venezia. Ci hanno anche, tra virgolette, chiesto dei chiarimenti e hanno cominciato a capire che si trattava non di un bosco dello sport nel senso di una riqualificazione urbana e di una rigenerazione urbana. Non c'è niente da rigenerare lì, si tratta di un terreno agricolo, di prati verdi e in cui non ci sono degenerazioni di nessun genere, degradazioni, non c'è nessun degrado da curare. L'Europa ha chiarito, i soldi per il bosco dello sport non li usate, quindi dovremo trovare un'alternativa, ha detto sostanzialmente Salvini al Gazzettino. Se così fosse, resta da vedere anche che fine faranno e se mai arriveranno i 90 milioni che Venezia doveva ricevere per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Torniamo alla cronaca nera con una brutta storia di violenza sui minori. Protagonista un istruttore di equitazione della Bassa Padovana che è stato accusato dalle sue allieve e a giugno andrà a processo. Ad accusarlo sono 4 giovanissime allieve che all'epoca delle molestie avevano tra i 10 e i 16 anni. Il proprietario di un maneggio della Bassa Padovana è accusato di aver violentato e molestato 4 ragazze nell'arco di 11 anni tra il 2002 e il 2013, approfittando del suo ruolo di istruttore di equitazione. Le vittime sarebbero state molestate durante le lezioni, palpeggiate nelle parti intime con la scusa di farle salire a cavallo, alcune di loro costrette a rapporti sessuali completi e approcci spinti. La vicenda è venuta a galla un anno fa, quando una delle vittime, che oggi ha 27 anni, ha deciso di denunciare le molestie subite, raccontando nel dettaglio cosa aveva patito negli anni e fornendo i nomi di altre potenziali vittime dell'istruttore che oggi ha 71 anni. Le altre ragazze, ascoltate dai carabinieri della procura di Rovigo, hanno confermato gli abusi. La paura che l'istruttore esercitava su di loro era tanta che per anni hanno taciuto tutto anche alle loro famiglie. Ora l'uomo andrà a processo, inizierà a giugno. E un'altra vicenda di abusi riguarda un professore padovano di 64 anni, oggi in pensione, che ha patteggiato davanti al giudice per le indagini preliminari la pena di 1 anno per violenza sessuale ai danni di 6 studentesse. Le molestie sarebbero state compiute tra il 2017 e il 2022, anche se al liceo dove lavorava erano già stati segnalati comportamenti sospetti come attenzioni morbose e apprezzamenti pesanti nei confronti di alcune ragazze. Per questo il docente era stato sospeso per qualche giorno. Nel 2017 però è arrivata la denuncia di una studentessa confermata anche da altre allieve. Ora il docente ha patteggiato. Se parteciperà a percorsi di recupero attraverso enti o associazioni potrà ottenere la sospensione della pena. L'ex magistrato Alfredo Morvillo, cognato di Giovanni Falcone, oggi era a Motta di Livenza e ha incontrato, anzi ieri era a Motta di Livenza, e ha incontrato gli studenti dell'Istituto Scarpa per raccontare la mafia oggi nella sua terra. La mafia è anche qui, come sappiamo, anche dalle vicende riguardanti il clan di Eraclea. Vediamo. È l'inno d'Italia di inaugurare la mostra itinerante L'eredità di Falcone e Borsellino, ospitata dal 15 al 29 aprile nell'aula magna dell'Istituto Superiore Scarpa di Motta di Livenza. Foto e frasi che ripercorrono la vita dei 2 giudici uccisi dalla mafia. Noi oggi ricordiamo la vita di 2 uomini che si sono sacrificati nella loro semplicità, nella loro quotidianità, credendo e scegliendo i valori che con passione e con determinazione hanno portato avanti. Un taglio del nastro che ha visto la testimonianza forte, toccante e vera di chi la mafia l'ha conosciuta in prima persona sotto tanti punti di vista. L'ex magistrato Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, moglie di Falcone, uccisa nell'attentato di Capaci. Un racconto, il suo, di quella che oggi è la mafia in Sicilia, o meglio a Palermo. Il problema della mafia non è un problema soltanto militare, degli omicidi, delle stragi, eccetera, no. Non è quindi un problema soltanto repressivo, è un problema essenzialmente culturale. Per oltre 40 anni come magistrato Morvillo si è occupato di mafia. Oggi, dice, il momento repressivo ha raggiunto livelli di efficienza eccellenti e questo ha portato ad arrestare i principali latitanti. Lo Stato, io amo dire,
ha pagato questo debito che aveva nei confronti di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato medesimo. Ma aggiunge Morvillo, ora la lotta alla mafia passa attraverso il cambio culturale. Io, da fratello di una delle vittime, cognato di una delle vittime, preferirei che tanta gente non venisse alle commemorazioni a dire che la mafia fa schifo, ma che si dedicasse seriamente ad un'operazione sociale, etica. Ricorda le immagini dei funerali di Falcone e Borsellino, della rabbia dei palermitani in quei giorni drammatici. Di queste urla del 23 maggio e del 19 luglio che cosa è rimasto? Sono rimasti dei gridolini, dei cinguettini. Borsellino e Falcone sapevano che con molta probabilità sarebbero stati uccisi dalla mafia, eppure non hanno mai fatto un passo indietro. Noi palermitani abbiamo un debito nei loro confronti. Palermo dovrebbe essere la capitale dell'antimafia e invece purtroppo ancora non ci siamo, perché evidentemente questa cappa mafiosa da un punto di vista sociale, ambientale, è talmente radicata nel territorio che ci vorranno forse generazioni e generazioni. Un'ultima considerazione, Morvillo la fa sulla sensibilità e l'attenzione che sempre più il Veneto e il Nord dimostrano nei confronti della lotta alla mafia, una vicinanza dimostrata in manifestazioni ma anche piccoli gesti come quello dell'Associazione Bersaglieri di Chioggia. Ogni venerdì fa apporre dei fiori accanto alla sepoltura di mia sorella. E i governatori del Nord faranno un tour nel Sud per convincere i colleghi sulla bontà dell'autonomia. Lo è stato annunciato ieri a Vicenza, a 2000 giorni dal referendum sull'autonomia del 22 ottobre del 2017, dal ministro Calderoli e dal presidente Zaia. Sentiamo cosa ha detto Calderoli. Martedì abbiamo insediato formalmente la cabina di regia, anche se dal 9 di febbraio sta già lavorando, quella che andrà a definire i livelli essenziali delle prestazioni, costi e fabbisogni standard. Quindi quel doppio binario sta correndo. I 61 saggi attendono la registrazione della Corte dei Conti rispetto al DPCM di loro nomina. Noi stiamo raccogliendo tutto il materiale in modo che abbiano i contenuti su cui lavorare. Ritengo che da fine di aprile possano partire. I saggi dovranno dirci quali materie sono riferibili ai LEP o meno, perché quelle di cui c'è la necessità della definizione dei LEP devono avere la definizione per poter essere trasferite. Quelle che non hanno un riferimento ai LEP dal giorno dopo l'approvazione della legge potranno essere trasferite. Ritengo che per la fine dell'anno potremmo avere l'approvazione della legge d'attuazione e una buona parte dei livelli essenziali per quelli di cui ci sarà bisogno e quindi inizio 2024 si inizia a fare sul serio con le intese e il trasferimento delle funzioni. Se riesco mi sono prefissato di fare un passaggio in tutte le regioni italiane, perché tutte le volte che può essere spiegato il contenuto di questa proposta, proprio mercoledì questa settimana ho incontrato Confagricoltura, 15 giorni fa Confartigianato, anche i loro rappresentanti del Sud, quando gli si fa capire i contenuti, la vedono in termini di prospettive, di potenzialità e non in termini di un pericolo, però bisogna spiegarla. Bisogna spiegarla e quindi andrà in Meridione anche il ministro Calderoli a spiegarla alle comunità. C'erano ovviamente, vi dicevo, anche Zaia e l'ex ministro dell'autonomia Erika Stefani. L'autonomia procede spedita sul binario del governo di centrodestra. Vediamo. Beh, è una soddisfazione pensare che i veneti hanno scritto quel 22 ottobre del 2017 una pagina di storia del paese, non solo del Veneto. E poi quest'ultima volata di questi mesi ci permette oggi di dire che il Capo dello Stato ha varato questo disegno di legge che è l'inizio della devoluzione e quindi dell'autonomia. La gente si chiede i tempi, sono già passati 2000 giorni, quanti altri ne deve aspettare? Ma mi lasci dire che il conto lo dovrei fare io, perché quando sono arrivato non ho trovato nulla. C'era, come dico sempre, uno scatolone vuoto. Fortunatamente abbiamo fatto il referendum, se l'avessero fatto molti anni fa oggi avremmo l'autonomia. Direi però che qui nei prossimi 12 mesi, dai dati che ci dà anche il ministro Calderoli, potremmo già pensare alle prime deleghe e quindi alle prime materie delegate alla Regione. E ormai si sono rotte tutte le dighe. Sul tema dell'autonomia non si può più tornare indietro. Con l'approvazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri si è fatto un passo storico
e che apre proprio la via quindi del dibattito parlamentare. Tra l'altro io ho chiesto e mi è stato anche riconosciuta la possibilità di seguire il tema dell'autonomia in commissione prima al Senato, in modo di poter portare anche quell'esperienza che ho avuto io all'interno della commissione per discutere anche con gli stessi colleghi parlamentari. Ma è un passaggio veramente, veramente importante. L'ex ministra Erika Stefani ai nostri microfoni. Andiamo a 1 minuto e mezzo in pubblicità e poi torniamo, ripartiamo da Vicenza dove c'è in corso la manifestazione dei medici di base. A tra poco. Due giorni di sciopero dei medici di base con ambulatori chiusi. Andiamo a sentire particolari a Vicenza con Luisa Bertini perché c'è una manifestazione in corso. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nel bel mezzo della manifestazione a favore della sanità pubblica che raccoglie qui diciamo tutta la regione del coordinamento Covesap. Sì. Io sono insieme a Maurizio Manno che è il coordinatore di questa associazione. Più che coordinatore, uno dei fondatori di questo coordinamento di comitati che è sorto spontaneamente 4 anni fa, nel 2019, in difesa appunto della sanità pubblica nella nostra regione che come sappiamo era una eccellenza nella sanità pubblica e purtroppo da alcuni anni sta subendo delle criticità che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, parliamo di queste criticità, cosa avete rilevato e cosa rilevate dal territorio? Sì, le criticità sono legate soprattutto alla scomparsa o il decurtamento di servizi fondamentali rispetto a quelli che c'erano precedentemente, legato all'esigenza di tagliare. Però questo comporta dei disagi enormi, soprattutto nelle sedi periferiche, il bellunese, dove si è visto chiudere gli ospedali o altri reparti, persino a Padova per esempio, sono stati cancellati. È stata ridotta significativamente la medicina territoriale, ci sono delle carenze di medici di medicina generale a cui si tenta di sopperire con le cooperative, però è un sistema estremamente costoso che non dà garanzie anche dal punto di vista qualitativo e che non risolve il problema. Noi pensiamo che si debba mettere mano a questa cosa urgentemente perché per esempio confrontando questa manifestazione con quella dell'anno scorso c'è circa il doppio di partecipanti, la gente è davvero provata e rispetto a 4 anni fa quando Covesap è stato fondato l'evidenza è sotto gli occhi di tutti, quindi pensiamo che si debba dare un cambio radicale alla gestione della sanità che ha subito dei tagli intollerabili da ogni punto di vista. Ecco, io ringrazio Maurizio Manno e ricordo che questa è la seconda manifestazione a livello regionale perché lo scorso anno si era svolta a Padova. Adesso appunto non siamo riusciti a vedere la fine del corteo, ma saranno a spanne 4-5 mila persone. Io ringrazio di più. Io ringrazio il signor Maurizio Manno e restituisco linea a voi lo studio. Grazie a Luisa Bertini. Era in difesa della sanità pubblica questa manifestazione, ovviamente collegata anche alle proteste dei medici di base per le carenze del personale. Andiamo a Bassano Grappa dove Ferdinando Garavello ha parlato ieri sera con il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico e del Made in Italy Massimo Bitonci. Poi andremo in diretta a Cittadella. Vediamo. L'agroalimentare italiano vale quasi quanto il turismo e dato che l'Italia è fra i paesi più visitati al mondo, l'equazione è piuttosto chiara. La filiera delle eccellenze nostrane vale miliardi di euro. Ne sanno qualcosa gli espositori, i visitatori e gli organizzatori di Formaggio in Villa, che fino a lunedì trasformerà Cittadella nella capitale casearia nazionale. E ne sa qualcosa anche il sottosegretario del Made in Italy Massimo Bitonci, che sta portando avanti una serie di progetti per difendere il settore. Abbiamo aperto il tavolo agroindustriale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, assieme anche al Ministro Lollobrigida, quindi all'Agricoltura. Un tavolo molto importante dove abbiamo trattato temi fondamentali. Sappiamo che il settore agroindustriale
è occupato da 1.500.000 occupati, che fa un fatturato complessivo, un volume d'affari che è superiore ai 250 miliardi, che è pari a quasi l'8% del prodotto interno lordo, se pensiamo che il turismo è il 13%, quindi per capire quanto è importante questo settore anche per il Made in Italy. In arrivo quindi aiuti specifici per queste eccellenze e per difenderle a livello internazionale da chi si mette in scia per sfruttare la qualità dei prodotti italiani e veneti. Dall'Asiago, che di Veneto non ha nulla, fino ai vari prodotti come la mozzabella. Il lavoro del Ministero ovviamente è a tutela di quelle che sono le produzioni DOC, la tutela delle esportazioni, combattere quelle normative europee come il Nutri-Score che va a colpire i nostri prodotti e soprattutto un sistema incentivante, quindi stiamo lavorando anche sulla riforma degli incentivi perché anche in settori come questi, come anche quello del formaggio, che è un settore che questo molto importante del Made in Italy a livello mondiale, abbia la possibilità di avere incentivi e finanziamenti soprattutto per il tema fondamentale che è l'esportazione. Va bene il Made in Italy, ma anche il Made in Veneto ha le sue esigenze, data l'importanza della filiera agroalimentare della nostra regione. Il lavoro del Ministero è proprio un lavoro di tutela di quelle che sono le produzioni locali e il fatto di cercare di individuare quali sono i settori specifici, anche utilizzando anche le nuove tecnologie. Per esempio stiamo studiando una blockchain apposita per i prodotti Made in Italy in modo che non possano essere contraffatti, perché c'è un problema di contraffazione a livello mondiale. Sappiamo insomma l'asiago americano, la mozzabella fatta insomma in Australia. E questo era Massimo Bitonci, che di Cittadella è stato sindaco, e andiamo adesso da Sharon Di Carlo a Cittadella sempre per vedere come sta andando la fiera di Sua Maestà, il formaggio italiano e veneto. A te la linea, Sharon. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori, lo ha detto lei, lo avete sentito nel servizio. Cittadella in questi giorni si trasforma nella capitale casearia italiana, lo fa con tantissimi banchi dove viene appunto esposto il formaggio da tutta Italia. Purtroppo non posso raccontarvi del profumo perché non lo potete sentire, che c'è in questo momento nelle vie del centro di Cittadella, però con il sindaco di Cittadella. Buongiorno sindaco Luca Pieroboni. Buongiorno a tutti. Possiamo raccontare ai cittadini che cosa sta succedendo adesso? Ma è una manifestazione importante che vede 200 produttori di formaggio, quindi dei casali veri e propri che arrivano da tutta Italia qui a Cittadella, e quindi l'attrazione è importante, persone che arrivano non solo dalla provincia di Padova e dalla regione Veneto ma anche da fuori regione Veneto per degustare, per sentire i profumi, assaggiare e poi acquistare dei formaggi che difficilmente poi si trovano magari nei supermercati o nei negozi dove di solito andiamo a fare i nostri acquisti, quindi un'occasione, ecco. Sono attese 100.000 persone, sindaco? Sì, in crescita rispetto all'anno scorso, purtroppo l'anno scorso abbiamo avuto un problemino con il tempo a cui purtroppo non si può comandare. Quest'anno il tempo ci aiuta, la temperatura è ideale per i formaggi perché non amano molto il caldo, e quindi la previsione è di circa 100.000 persone in questi 4 giorni. Ma in questo momento storico quanto è importante ripartire dai prodotti del territorio? Beh, è fondamentale. Noi abbiamo una fortuna che è quella della produzione di qualità veneta, padovana, italiana, e quindi è chiaro che una cittadina come Cittadella che vuole fare della storia e della cultura un punto di partenza a livello turistico, legarci a prodotti di qualità come può essere il prodotto caseario, partendo dall'agricoltore, da chi alleva il bestiame per arrivare a chi lo produce, è fondamentale. Insomma, è un legame che attira molto, ma è un legame che poi fa ritornare le persone, perché le persone cercano appunto storia e cultura come le nostre mura che hanno compiuto 800 anni nel 2020, ma cercano poi anche l'abbinamento per assaggiare qualcosa di unico che in giro per il mondo non c'è. Ed è anche il fiore all'occhiello di Cittadella questa manifestazione. Sì, è una delle manifestazioni su cui abbiamo puntato ancora prima del Covid, poi il Covid purtroppo ci ha bloccato. Questo è il secondo anno, 11° anno della manifestazione, però il secondo anno a Cittadella. È un nostro punto di riferimento perché è appunto una manifestazione che ci fa fare il salto di qualità, quello che abbiamo cercato da quando nel 2013 abbiamo completato il camminamento di Ronda, prima città in Europa con un camminamento di Ronda
rotonda completamente percorribile, 1,5 km, 14 metri di altezza, però ci manca quel qualcosa che ci abbini a un qualcosa che riguarda la nostra produzione di qualità, e quindi questa è la manifestazione ideale. Prima l'abbiamo chiesto ai tantissimi visitatori, lo chiedo anche a lei, meglio il formaggio italiano o francese? Ma non c'è dubbio, ieri il sottosegretario Bitonci snocciolava un po' di numeri sulla produzione casearia italiana, sulle vendite anche all'estero, i primi formaggi più venduti all'estero sono italiani. Noi non abbiamo uguali, non ci sono uguali a livello qualitativo, a livello di produzione, a livello di gusto, a livello di scelta, a livello di differenziazione del prodotto. I prodotti italiani non hanno competitor in giro per il mondo. Grazie al sindaco Piero Bon. Direttore, se lei non ha nulla in contrario andiamo ad assaggiare qualche formaggio. Io il sindaco le restituisco la linea. Beati voi, ci fate venire l'acquolina in bocca. Grazie a Sharon Di Carlo e al sindaco Luca Piero Bon. Vediamo le novità non buone purtroppo per lo stabilimento Electrolux di Susegano, che dovrà interrompere la produzione il 21 e il 28 aprile prossimi per un calo della domanda. Sentiamo. Quello che sta facendo Electrolux per noi è la conferma che questa è l'Inox Valley ancora. Non sarà più l'Inox Valley dei grandi volumi produttivi, ma è sicuramente l'Inox Valley delle grandi capacità tecnologiche portate sul prodotto e sul processo produttivo. A pochi giorni dall'incontro avuto con gli emissari della multinazionale svedese, i sindaci di Susegana, Conegliano e Santa Lucia si sono seduti a un unico tavolo per incontrare la stampa e sottolineare come la decisione di Electrolux di investire 110 milioni di euro nello stabilimento trevigiano costituisca un segnale positivo per l'intero territorio in termini di occupazione e di indotto. La soddisfazione è di non ragionare più a una cosa che sembrava decotta, che procurava i cortei sulla Pontebana di tutte le parti civili di questo territorio a difesa di uno dei pilastri dell'economia della sinistra Piave, e adesso ragionare invece attorno alla prospettiva che un grande gruppo internazionale di levatura mondiale abbia scelto lo stabilimento di Susegana come il suo fiore all'occhiello per la trasformazione tecnologica, cioè implementare la parte produttiva più moderna. Susegana, stabilimento da 250.000 metri quadrati di superficie, diventa centro strategico per Electrolux e al di là delle rivendicazioni e delle cautele di sindacati e lavoratori, agli amministratori spetta il compito di avviare una nuova stagione di dialogo che consenta all'intero comprensorio di beneficiare di questa consolidata presenza. Altro fronte è quello viario e in questo senso tornano d'attualità due discusse opere anche alla luce del completamento della Pedemontana. Conegliano ha aggiornato il progetto della tangenziale Sud. È un progetto di oltre 4 km per circa 75 milioni di euro. Adesso lo porteremo all'attenzione sia ministeriale che regionale, perché riteniamo che la tangenziale sud si deve fare assolutamente. Abbiamo assoluta necessità che la viabilità sia all'altezza delle nostre esigenze. Noi abbiamo un tema molto importante sicuramente a Santa Lucia con la famosa opera del casello autostradale. Oggi pensiamo che l'ultimazione della Pedemontana ci possa far ripartire questo concetto. Oggi pomeriggio alle 16 a Treviso, a Villa Margherita, sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata a Mattia Battistetti, il 23enne che morì sul lavoro il 29 aprile del 2021. L'iniziativa arriva nelle settimane in cui in tribunale a Treviso si sta svolgendo il processo per far luce sulle cause che hanno portato alla morte del ragazzo in un cantiere a Montebelluna. Mattia venne travolto da un carico di impalcature che, ricorderete, si staccò da una gru. A parlare sono la mamma e la sorella. La mostra è sostenuta dall'associazione di Mirella Tuzzato. Il 29 aprile invece a Montebelluna ci sarà una passeggiata in memoria di Mattia. Sentiamo. La mostra verrà inaugurata oggi pomeriggio alle 16 a Villa Margherita e invitiamo chiunque sia di passaggio a fermarsi, e sarà aperta fino al 4 giugno, sabato e domenica, dalle 15 alle 18 circa.
Una mostra che ci ha toccato particolarmente, come qualsiasi iniziativa che stiamo portando avanti per Mattia, e anche è stata realizzata grazie alla volontà di Mirella Tuzzato, che veramente ha un grande cuore e ci ha dato una grande disponibilità e una grande mano. Una mostra per sensibilizzare su un tema importante, ma anche una mostra che arriva in settimane molto particolari per voi, perché appunto si è aperto il processo, ci saranno delle tappe importanti proprio in questo periodo. Certo, abbiamo già avuto 2 udienze al processo. Martedì 18 avremo un'udienza in tribunale per un'opposizione a un'archiviazione che abbiamo fatto. Il 3 maggio abbiamo verificheremo se il giudice accetta o meno un incidente probatorio, perché c'è stato purtroppo anche chiesto questo, e andiamo avanti. Il 29 aprile saranno 2 anni che Mattia è mancato, quindi stiamo organizzando anche per quella giornata una passeggiata su Montebelluna, e quindi ci stiamo muovendo, ecco, come sempre stiamo cercando di dare, per carità, luce a Mattia, ma luce a tutte le vittime sul lavoro che quotidianamente si aggiungono, perché è una lista ormai interminabile. Il 29 saranno 2 anni appunto dal tragico incidente e ci troveremo proprio nel luogo dove è successo, in via Magellano a Montebelluna, a ricordare Mattia e a dare inizio a una passeggiata alle ore 17, proprio il 29 di aprile. Una passeggiata che percorrerà qualche piccola via del centro per arrivare poi in biblioteca, dove ci sarà un momento di ricordo per Mattia. Ecco, quindi insomma non si dimentica e non si può dimenticare. Assolutamente no, continuiamo a tenere alta la memoria di Mattia e speriamo sempre nella giustizia e un aiuto da lassù. Ed è tutto per oggi, grazie per averci seguiti, ci rivediamo lunedì a mezzogiorno con Focus TG. Buona giornata e buon weekend.